I banditi, prima di tentare l'assalto alla succursale di Sandrigo dell'azienda Safimet con base ad Arezzo, hanno appiccato un incendio a cataste di bancali in 2 punti della strada nella zona industriale, spargendo chiodi per tentare di rallentare e bloccare l'intervento di vigilantes e forze dell'ordine. Con una ruspa rubata nei pressi hanno tentato di farsi l'arco nel retro dell'edificio, senza successo, per poi scassinare uno dei cancelli d'ingresso. Tutti i tentativi andati a vuoto nella notte tra mercoledì e giovedì, con modalità pressoché uguali all'assalto della Facco Corporation di Camisano avvenuto la notte precedente. In entrambi i casi i malviventi non sono riusciti a raggiungere il cavò dove sono stoccati i metalli preziosi. Per la Safimet è il secondo tentativo nel giro di pochi mesi, un'escalation della criminalità non solo nella provincia berica che allarma gli imprenditori del settore orafo. Dietro a questo fenomeno ci sono centinaia di aziende orafe con migliaia di dipendenti che sono molto preoccupati di questa recrudescenza di assalti quasi a stile terroristico che stanno mettendo veramente in crisi tutto il sistema produttivo del distretto orafo vicentino, come era già successo nel distretto di Arezzo. Tentativi che procurano soprattutto gravi danni alle strutture esterne degli edifici, ma che non raggiungono mai i depositi interni super protetti da sistemi anti-intrusione d'avanguardia, come richiesto dalle compagnie di assicurazione. È inutile andare a fare azioni terroristiche con distruzioni di beni, con migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di euro di danni e non ottenere niente. Quindi sono assalti che alla fine non porteranno a nulla. Ecco che allora viene lanciato un accorato appello alle istituzioni politiche e ai responsabili delle forze dell'ordine. Dovrebbero farsi carico di questo fenomeno che sta ormai superando qualsiasi limite di tollerabilità e cercare di portare avanti con una task force specializzata in contrasto a questi atti delinquenziali di brande criminali che vengono, si presume, dall'est, per poter porre fine a questa distruzione continua di beni e preoccupazione da parte degli imprenditori.